Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera vorremmo fare modestamente notare che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è equivale al dogma dell'Immacolata Concezione, non è il Sacro Graal, non è qualcosa di dato per sempre, che dovrà rimanere per sempre, che è al di fuori dell'umano esercizio della critica. Perché lo dico? Perché oggi è successo che è stata approvata in Consiglio regionale la mozione della Lega che, richiamandosi anche a quanto fatto dall'amministrazione Trump, che ha portato fuori gli Stati Uniti dall'OMS, cioè la più grande democrazia liberale del mondo, non l'ultima repubblichetta delle banane, chiede sostanzialmente di modificare radicalmente il funzionamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, virgolette, come suggerisce anche la fallimentare gestione dell'epidemia Covid, senza escludere in principio l'eventuale uscita dell'Italia se, virgolette, non vi sono più le condizioni di sostenibilità economica per rimanervi. Questa è la posizione, appunto, anzi con un passaggio graduale in più, ma si richiama alla posizione dell'amministrazione americana, si richiama a quanto ha appena deciso di fare il presidente argentino Milei, che ha annunciato l'uscita del suo paese dall'OMS per motivi analoghi, cioè di opacità gestionale, se vogliamo essere bene di eufemismi, e di non sostenibilità economica, soprattutto appunto collegata a una cattiva gestione in primis della pandemia. Quindi non è un dogma, se ne può discutere, e il problema non è tanto, è anche che l'OMS sia un coacervo monopolizzato da lobby diciamo dell'industria sanitaria. Noi siamo liberali e mondani, non ci scandalizziamo che esistano le lobby, anzi sappiamo che sono un pezzo della realtà, un pezzo che però dovrebbe, come dire, relazionarsi e provare a influenzare direttamente i governanti, senza monopolizzare organizzazioni internazionali che sbandierano retoricamente nobili principi. Ma il problema principale, come ampiamente sottolineato da Trump, è geopolitico e gestionale. È il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi anni ha agito concretamente da braccio della Cina comunista, e questo con la pandemia si è manifestato in tutta la sua plastica inaccettabilità. Cioè ricordiamo che l'OMS ancora a gennaio 2020 rilanciava le approfondite indagini cinesi che secondo cui non era dimostrato il contagio tra esseri umani del Covid. Nello stesso tempo censurava i report della Democratica Taiwan invece sul contagio che stava esplodendo. Addirittura, e suona veramente tragicomico, a fine gennaio 2020 il presidente dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un colloquio a Pechino col suo datore, diciamo, di lavoro sostanziale, cioè Xi Jinping, assicurava che la Cina sta definendo nuovi standard per la lotta alle epidemie. Era a fine gennaio 2020. Cioè l'OMS rispecchiava interessi cinesi nel momento in cui una pandemia stava per diventare mondiale partendo dalla Cina. Tra l'altro il presidente Ghebreyesus ha una biografia abbastanza istruttiva, ex ministro della sanità e degli esteri etiope, storico militante del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigri, un'organizzazione marxista-leninista da sempre appoggiata di Pechino. Allora capite che diventa comprensibile il fatto che l'OMS
aderisse sempre a interessi cinesi con i soldi del contribuente americano, occidentale e soprattutto americano, perché il contributo annuo di Washington all'OMS oscilla fra i 400 e i 500 milioni di dollari, contributo annuo di Pechino 40 milioni di dollari. Allora capite che un'organizzazione finanziata in quel modo dalla principale democrazia occidentale, che dà 10 volte più del regime comunista cinese, e invece questa organizzazione si dimostra sdraiata sul regime comunista cinese, fa porre la domanda del perché rimanerci, perché impiegare soldi dei contribuenti, anche italiani, per l'OMS, soldi che potrebbero andare al settore della sanità, che, come ci raccontano loro signori ogni giorno, necessita di finanziamenti, rinnovamenti, ammodernamenti, si fanno con risorse. Perché continuare a dare risorse a un'organizzazione che ha mal gestito la pandemia perché è schiacciata sugli interessi della Cina comunista? Questa domanda in una democrazia si può porre, probabilmente si deve porre. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio